Oh, guarda un per che le devo venire su fuori. Sì, su casa di Mirko dovevamo cambiare dei famosi cavi perché siccome l'impianto è cambiato, nel senso che ora ci sono consumi più potenti perché c'è non tanto il clima, beh sì anche il clima per carità di Dio sotto inverter, ma anche il microonde che consuma tipo 160 ampere, una roba del genere. Allora mi cambiano dei cavi che erano collegati diciamo alle batterie, perché fin prima andava benissimo per i consumi diciamo bassissimi che avevo, che era il computer la cosa più grande, che era 8 ampere, e adesso insomma da 8 a 160 le cose sono cambiate un pochino. Erba de casa mia, no, è quella del campo di Mirko. Mangiavo in fretta e poi mi veniva reflusso. Quante emozioni, un malox dogavisconi. Tu che dicevi piano, amore mio nell'anno, perché non era supposte, era da mangiare. Ah, quel cane, ah, prendiamo questo cane, il cane, povero CP, povero CP, povero, questo CP povero, dite, hai raccontato che abbiamo cavato la zecca, eh? La zecca abbiamo cavato, abbiamo cavato la zecca in maniera eccellente, cavato e disinfettato, come nuovi, guarda il voto, guarda la recensione del CP, altro che 5 stelle, dire, una scudinzolata vale più di 5 stelle. Mamma mia. Devo smontare tutto, non uso il massimo, c'ho qua scrivania che tocca, smontiamo tutto? Oh, ma no dai, guarda che gaffemo, smonto giusto sto pezzo qua e vediamo l'accesso, perfetto, senza smontare a scrivania eccetera, benissimo. Qua invece dove c'è il CP mi serve l'accesso completo perché sotto c'è tutto un serbatoio gigante di acqua, in più un pochino di porta oggetto, però questo vedi è a sgancio rapido, quel pezzo di scrivania, te l'avevo già fatto vedere, no? Sì. Guarda, c'ha queste cose qui, vedi? E quindi è una monata cavare e mettere. Però ragazzo, guarda, che te vivi in camper o no, ti consiglio, fa un piccolo investimento, prenditi delle belle scatole che così ti durano, ok? Giusto per non, siccome non abbiamo soldi da regalare in giro, sai che più una cosa, non è una regola, effettivamente non è proprio una regola, però di solito più una cosa la paghi più ti dura e quindi risparmi, ok? Quindi ti prendi delle belle scatole un po' robustine e ti metti dentro tutta la roba e vedrai, è come avere il camper, non dico grande il doppio, ma insomma un 30% di spazio te lo recuperi, fidati. Cos'è sta sberga? Questa è sempre parte del nuovo battery monitor. Sì, è quello da cambiare. Per quello, perché vedi che gira sotto, vedo che tiene fino qua sotto qua, fino a 500 ampere. Poi buono 500 ampere. Tra l'altro era massimo 150, siccome tu ne usi 100. Ero al limite sì, perché il microonde mi pare che è 140, no a volte forse 160, no sì. Che uno pensa ragazzi, guarda che il microonde non scherza, hai visto il clima bene o male e stava sui 40, una volta tra virgolette in temperatura tra virgolette, mentre il climatizzatore 140, no il climatizzatore scusa, il microonde 140-160 e sbassando le potenze da 800 watt andando a 600, 450 ovviamente consumavi meno, ma non in proporzione No, perché forare che altro ok, diesel è un problema, ho capito. Allora vabbè, Mirko sta cambiando i cavi per il discorso che avevamo già detto. Il monitor della DS Tech è un altro modello, come hai dedotto da quello che hai sentito, per carichi più pesanti, più particolari, direi decisamente particolari, perché insomma fino all'altro giorno il mio carico più grande era 8 ampere, adesso parliamo di 160, come ti ho detto prima, da 8 a 160, insomma le un filo di differenza. Quindi prima avevi un cavo da 25 mm che portava... Qual era? Quello nero? Esatto, che portava la corrente di entrambe le batterie, perché comunque i consumi che avevi erano minimi, diciamo così, rispetto a... Visto quello che hai adesso, sono raddoppiati, quindi ne hai 2 da 25 sostanzialmente, quindi hai 50 mm quadri, 25 per ogni batteria. In più l'altro, vabbè, questo che era abbastanza... I rossi che erano ancora più fini, perché all'epoca
Ecco sì, una cosa importante che non abbiamo detto invece è i cavi, ok sì perché c'erano più consumi e quindi l'impianto di Pulmin è cambiato eccetera eccetera, ma mettendo cavi più grossi hai il voltaggio più alto, mantieni il voltaggio più alto e di conseguenza consumi meno ampere. Guarda, stiamo consumando 135 ampere di media, ok, guarda il centro, e mentre prima eravamo sui 160. Anche perché era 1,7 kg mi ricordo. Sì. Ah, 1,7, adesso siamo 1,6. E anche la tensione ti andava giù 11. Mirko intanto sta sentendo la temperatura dei cavi. Vabbè. Belli freschi. Lasciali lì alla Che Maria, resta dopo ne mangio fra uno mietti dopo. mi viene a trovare Mirko più che altro per roba che fa a mangiare a Maria, è stato un per Prendi batteria un a litio altro. che roba. Buona? Vita strana, censura Zano. Aspetta. Fermo Zano, guarda qua la censura, vedi tu per non star là a fare dopo i video editing, guarda qua, guarda la censura di Zano. Dopo niente, ieri con questi 4 elementi. Chi fa i teenager. A esplorare zone del Mirko, sempre puntinare zone del Mirko. Con chi è che l'avevamo fatto con Francesco? Che gli aveva messo Lemmy al posto del suo. Guarda, mi ho fatto un'analisi. Ah sì, è arrivata la lei, ci ha fatto una sorpresina. Cara Alessia. Certo che ora ragazzi dal niente tirar su una tavolata oscura Zano, porca miseria anche speso è Giacomo Dio caro, scampa in Messico, scampa no, sì in Messico, no in Messico qui copa qualche luni e per scampare qui sky dove scampi tu? No bisogna, secondo me bisogna ciapparsi avanti su ste robe, perché come dire sempre se te inizi all'enalotto tassa vedere dove spendi sky, uguale qua, se ti capita di scappare con i soldi di gente dove cazzo vai, hai capito? No. Che Van Life stamattina, Prima ho sentito un bimbo che diceva probabilmente dentro ci troviamo il classico 50enne con la pancetta, vuoi andare fuori a dire? Sul serio diventa così? Sì, ti giuro. Ma perché sto stereotipo, scusa, che uno al camper la vera panza di 50 anni? Ma dire. Guarda, te è venuta da quando hai il camper? Sì, ho capito, ma sta dentro le tire 4 papine? Comunque, guarda che furgone strano di Van Life, italiani anche. Maronna che bello, cioè sono a Jesolo, sono ancora dentro Jesolo, si vedono tutte le montagne con la neve, bellissimo, adesso non so se tu in camera li vedi. E per quanto riguarda la tetta mi hanno messo un'acqua aspirata, speriamo da fare, speriamo bene, perché è solo ansia, no? Non sapere devi morire, non devi morire, cioè il fatto di non sapere un cazzo di niente. Cioè, muori, non muori, devi fare questo, devi fare quello, devi operarti, non devi operarti, non è niente, hai capito? Cioè, il fatto di non sapere e andare avanti per adesso chissà quanto tempo, perché ovviamente a me quando capita qualsiasi roba, che sia mio o del camper, succede sempre del sabato, ok? Tipo oggi è domenica, il medico sarà libero lunedì di sera, quindi vivo sempre in questa, vabbè adesso non potrei raccontarti i cazzi miei, però insomma capirai anche te che vivere sempre nell'incognita non è proprio piacevole. Vabbè, parlando delle robe della Van Life, saluto i cocai e sto andando io e il Cristo a montare il bombolone, o meglio oggi è domenica, mi parcheggerò in quel di Padova vicino alla Top Group, anzi secondo me mi parcheggio anche davanti per poi entrare direttamente la mattina del lunedì, perché ce l'ho proprio alle 8:30 alla sostituzione del bombolone. Non so se l'ho già detto, non si può montare il bombolone più grande, nel senso che proprio non ci sta giusto questo, è stato giustamente quella volta Pullman fatto, costruito da zero artigianalmente per ottimizzare al meglio gli spazi, quindi il bombolone lì ci sta giusto. Mi sconsigliano vivamente di mettere quella marca italiana che tutti conosciamo e loro mettono questa marca tedesca che secondo loro è molto più affidabile e ti dà decisamente più garanzia, e nel senso anche di supporto tecnico se dovesse succedere qualcosa eccetera eccetera, ma alla fine del gioco costa uguale. Cioè vado a pagare tra manodopera, staffe, bombolone eccetera gli stessi identici soldi, forse 50 euro in meno, ma questo forse l'avevo già detto. Vabbè, comunque sono contento, così faccio il GPL tranquillo e basta, vaffanculo. E quando scatta, ecco questo
magari pochi hanno il camper col bombolone, ma vale anche per le auto, per non rovinare la valvola. Quando il benzinaio ti fa GPL, senti che scatta, cioè che si stoppa la pistola, basta, mentre i benzinai hanno tutti la mania di insistere a spingere ancora, ok, per far conto tondo. Conosco gente che gli dice: ascolta, tanto ti pago col bancomat, spegni quando stacca, oppure gli dice: guarda, te li do io i soldi di differenza, ma non buttarmeli dentro se è una questione di soldi. Contemporaneamente, ma forse ste robe le ho dette, devo avere una sorta di Alzheimer, o comunque no, vabbè, troppi pensieri in testa. Il cervello umano non è abituato a tutto questo carico di informazioni, no, di ogni genere, e quindi va un po' in tilt, non dà le giuste importanze, sormonta le cose, le dimentica, hai capito? Non mi ricordo come si chiamava questa cosa, ah sì, sovraccarico cognitivo. Ma a parte questo problema del sovraccarico cognitivo che stiamo vivendo al giorno d'oggi, volevo forse ricordare o dire che sono felicissimo. Ok, sono cose mie personali, lo so, però a molti interessa giustamente la storia di Puntine e Pulmin, perché la vedono, come dovrebbe essere, come una sorta di telefilm, ok? Cioè una sorta di vita privata che continua puntata dopo puntata. Ogni puntata non ha un senso, ma è una giornata, hai capito? E quindi per questo motivo, insomma, ti racconto che sono felice di andare dalla Top Group, anche perché, avendo fatto loro il camper, mi collegano il bombolone, il sensore del galleggiante del bombolone alla centralina, perché io non ho la classica targhetta con le 4 lucette eccetera. Io ho proprio nella centralina un pulsante che clicco GPL e vedo il livello di GPL. È molto bello aver tutto in quella centralina, e su Pulmin è tutto lì, è una figata. Oh, io mi sento traumatizzato per essere alzati prima mattina, ma va la gente che è già in piedi da un pezzo, accidenti, da un pezzo, ragazzi. Col freddo, la pioggia e la nebbia. Traduzione in latino: col freddo, la piova e il caio. Quanto più bello è in latino. Mentre passa sempre sto giocattolo, come i bambini. Dovrebbe essere la presentazione per le sospensioni ad aria, percentuale per, ma io che non tocchiamo, perché se che fa sciopare il prototipo qua è buoni anche ad offendersi, non si sa mai. Fra un po' entriamo, peccato che piove, fa veramente freddo, ragazzo, perché se che la top, ma vediamo dopo, dai, perché se che la Top Group hanno sempre cose strane. A parte un Top Group lì, ma mi pare che l'avevo già visto, quello che vedi uscire beige, ma là c'è tipo un camion, tipo di quelli rialzati, ma strani. Vedi che è tipo un po' moderno, sagomato, guarda, ti faccio lo zoom, ma con lo zoom si vede malissimo. Vedi, quello al centro. So che non interessa a nessuno, per questo intanto ti sto inquadrando i camper, così intanto guardi i camper. Sono passato allo step successivo, sì, da lavorare in camper a lavorare in sala d'attesa. Che sbaro, questo è figo! Beh, forse è troppo piccolo, no, è troppo piccolo, la cella è ultra estremamente piccola, vieni a vederla com'è. Sì, è piccolissima, cazzo è grande, sarà 6 metri sta roba. Alto 5 e lungo sì, Sì, è proprio simpatico, è che non vuoi i sugar amici. Che storia, tutti i camper strani, anche a questo è tanto strano, il flyer. Forse su questo gli intende che se te spacchi il vetro del motorhome te tacchi un mutuo, ma il mio, insomma, il mio è dimensione camper, è dimensione furgone, no, non è chissà cosa il mio vetro di Pulmin, voglio dire, piuttosto quell'Imerz è la gigante, io ce l'ho come l'Aika qua, forse anche più piccolo, voglio dire. Ecco, questo è un Sven come quello di Olfo, solo che è modalità Sven semi-integrale, non Sven furgonato, cioè proprio è la marca Sven per chi non lo sa. Beh, se questo fosse stato mio gli avrei scritto Flare Witch Project. Questo non sapeva se far surf o paracadutismo, lei da fermo di tutti dopo per non sbagliare. Questo è un classico camper Top Group, però no, non si vede dentro com'è fatta, com'è la disposizione, cioè vedo, sì vabbè, no, la disposizione sì la vedo a letto in culo, bagno a destra, cucina e frigo a sinistra e dinetto qua a destra e porta a sinistra, però gli interni no, non li vedo. Qua un altro, Eise Massicci,
Sono proprio camper massicci, un po' stili americani, le fa la Top Group. A proposito dei camper americani, ti consiglio di vedere, è simpatico, è un film un po' del cazzo, è un'americanata. Il film Vita da camper, ok, sì, vabbè, la trama è proprio la classica trama di merda che solo i film americani possono smerdare, però è simpatico, soprattutto per chi è appena entrato nel mondo, sta per entrarci, è una cosa piacevole, veramente piacevole da vedere. L'ho visto con Alessia l'altro giorno. Questo mi pare che sia il camper demo che usano nelle fiere per mostrare le sospensioni. Sì, esatto, questo è un camper stand, si apre, diventa tipo uno stand. Però è interessante invece il discorso del bull bar. È che è tutta roba che aggiunge peso, però io un bel bull bar davanti e dietro veramente lo sognerei tantissimo per andare addosso, esatto, a tutti quelli che mi stanno in culo o che mi parcheggiano a culo, oppure proprio per difendersi, soprattutto il 99% delle volte per difendersi da quelli che mi vengono addosso, esatto, perché adesso avrei in previsione di riverniciare Pulmin più avanti verso quest'estate. Adesso vediamo com'è la vita, magari muoio per il discorso della teta, non lo so. Però se dovessi essere ancora vivo, sano eccetera, volevo riverniciare Pulmin con la grafica del lavoro della mia agenzia pubblicitaria e pertanto ho due bull bar quasi quasi, adesso li valuto e li chiedo a Mauro dopo, va? Aspetta, sì, guarda che giornata grigia, aspetta, perché effettivamente la maggior parte delle volte, è vero, forse ho fatto un po' una cazzata, perché mi vengono addosso nei lati, o davanti o dietro, ma sempre negli angoli mi vengono addosso, ossia quando escono dai parcheggi, mentre diciamo la parte centrale, sì, mi sbattono anche quella parcheggiando, ma è una minima parte, 9 volte su 10 mi vengono addosso sugli angoli. Là non esiste bull bar purtroppo. L'antifurto. Più che l'antifurto, a me pare sai, il film Non ci resta che piangere, che quando passavano alla dogana diceva: chi siete? Quanti siete? Un fiorino, LCP. Chi siete? Una crocchetta. Intanto il web server utilizzato dal servizio di hosting può fare la differenza. Pubblicità. Compra un Marcus Caldonius. Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Neve disciolta al sole, sull'erba i nostri libri ad aspettare. E mentre io